Siamo sempre con Maurizio Antonini, direttore di CIA Veneto, e stiamo ascoltando quelle che sono le istanze del mondo dell'agricoltura, degli agricoltori di CIA alla politica, quella che sarà la politica del domani della regione del Veneto. Leggo un messaggio: sono sempre stato solidale con le battaglie della CIA e ora anche di più, visto i tagli previsti della PAC di quasi 30%, circa 100 miliardi di euro a livello europeo. È corretto? A questo punto anticipiamo il tema PAC, che è una delle vostre richieste, rispondiamo al messaggio. Guardi, ha ragione il telespettatore, noi siamo molto arrabbiati su questo. Noi non possiamo accettare, ma guardi, non lo accettiamo come nazione. A livello nazionale tutti i partiti hanno fatto massa critica su questo e ci stanno seguendo su questo. Non è possibile oggi accettare una riduzione che varia dal 20 al 30% del valore della PAC a livello nazionale. Non è possibile perché la PAC è uno strumento importante e determinante, che non è un contributo, è la possibilità oggi della gestione del territorio, perché i nostri agricoltori oggi non sono solo quelli che producono qualità, produzioni importanti di qualità e di eccellenza, ma sono quelli che anche fanno territorio, ambiente, paesaggio, e quindi tutto questo ha un valore, e quindi è giusto che la comunità dia la possibilità agli agricoltori di sovvenzionare queste perdite che loro hanno. E allora nel momento in cui si fa il fondo unico la preoccupazione è enorme e noi non la accettiamo. Avremo degli incontri specifici la prossima settimana a livello europeo in cui chiederemo ancora con forza e determinazione la possibilità di intervenire sul bilancio europeo per quanto riguarda i fondi PAC, ma su questo noi non scostiamo di un millimetro. Noi vogliamo i finanziamenti che erano stati condivisi già negli anni precedenti per dare valore e importanza all'agricoltura e agli agricoltori del nostro territorio. Perché sono stati diminuiti? È una bella domanda, nel senso che bisognerebbe capire se è più importante la guerra, se è più importante altri fondi, distogliere i fondi dell'agricoltura per altri importanti, non metto in dubbio discussioni e valutazioni che in questo periodo oggi si fa. Però guardi, lo diceva il nostro Beppino Avoglio, il nostro presidente storico della CIC una volta, che l'agricoltura è un elemento importante, il settore primario appunto per questo. Oggi si fanno le guerre per l'agricoltura, si fanno le guerre per le produzioni dei prodotti. Io penso che dobbiamo proteggere tutto quanto questo, dobbiamo proteggere l'agricoltura e i nostri prodotti, perché proteggere questo vuol dire darci l'autonomia anche per un'alimentazione che noi possiamo avere. Se noi importiamo tutto dall'estero, attenzione, le difficoltà aumentano, e quindi è questo il valore che noi dobbiamo imporre anche a livello nazionale, ma non solo, ma anche a livello europeo, per dar forza ai nostri agricoltori per le proprie produzioni e per essere autosufficienti. Alla luce di queste criticità risulta ancora più critico il passaggio generazionale e agricoltura e giovani. Voi alla Regione che cosa chiedereste? Alla Regione chiediamo sempre condivisione su questo. Vedi, oggi i giovani, negli ultimi 6 anni, circa 3.000 giovani si sono insediati con il piano di sviluppo rurale, quindi un dato bellissimo, importante rispetto ad altre regioni d'Italia. Siamo una delle prime regioni che danno risposte concrete ai giovani. È sufficiente questo? No, non è sufficiente. Noi ai giovani abbiamo necessità di avere 2 altri elementi importanti. L'accesso al credito. Molte aziende giovani che si insediano per la prima volta non hanno tutta una situazione economico-finanziaria, e poi quando si va in banca poi si stanno a guardare con il contagocce se quella produzione è sostenibile o meno, e quindi abbiamo necessità di un credito importante per le aziende, perché hanno necessità di fare degli investimenti, e poi l'accesso al terreno. Ecco, l'altro aspetto importante è i giovani, che a volte c'è il ricambio generazionale sulla famiglia, ma molti giovani, che il 30% di questi che si insediano per la prima volta, hanno necessità non solo di avere l'affitto, ma anche di acquistare del terreno, e quindi ci siano delle politiche adeguate per dare la possibilità a quei giovani dell'acquisto di terreno aziendale, di terreno agricolo per la propria azienda. Quindi noi chiediamo un osservatorio specifico per quanto riguarda i giovani, e per capire in maniera dettagliata quali sono le proprie esigenze dei nostri giovani. Quindi un osservatorio, la Regione dovrebbe fare un osservatorio su sì, questo tra l'altro quando si parla di osservatori ovviamente si parla a costo zero, cioè non è che chiediamo alla Regione dammi 100.000 euro per fare l'osservatorio.
perché l'osservatorio costa zero e quindi è la volontà politica organizzativa che la Regione deve mettere in campo e ai candidati chiediamo appunto questo. Il passaggio generazionale è un altro nodo cruciale, cioè è difficile, e poi molti giovani intraprendono altre strade, là si può fare può intervenire in qualche modo la Regione? Guardi, non tanto la Regione, sì, anche forse, ma noi abbiamo necessità di condividere il passaggio con i giovani, nel senso che, ma non solo i giovani, ma anche le nuove aziende, noi abbiamo la necessità di metterli a disposizione le nostre capacità, le nostre professionalità per fare dei business plan completi, per dare la possibilità a loro di capire quali sono gli investimenti in agricoltura che possono dare redditività, perché poi è sempre là il punto, è la redditività. Se noi diamo redditività ai giovani che si insediano e rimangono in agricoltura abbiamo dato una risposta concreta, abbiamo necessità però di accompagnarli. Ecco, la formazione è questo, noi come CIA Agricoltori Italiani facciamo molta formazione per quanto riguarda tutto questo e penso che siano le risposte concrete che noi dobbiamo dare ai giovani che si insediano in agricoltura. Un capitolo a sé che a voi sta particolarmente a cuore è quello dedicato alle donne, quindi imprenditoria al femminile in agricoltura e le criticità che ci possono essere, no? Per conciliare. Guardi, alle donne bisogna solo dire tante grazie. Grazie perché loro sono in grado oggi di aver trasformato parte anche di questa agricoltura veneta in cui quando si parla di multifunzionalità è compito loro, cioè è perché le donne hanno intrapreso un'attività importante, l'imprenditoria agricola. Guardi, su 67.000 aziende nel Veneto il 30% sono delle donne. E le donne hanno necessità specifiche su questo, hanno delle esigenze specifiche su questo e quindi noi dobbiamo accompagnarle su questo e per questo anche per quanto riguarda le donne noi chiediamo e chiederemo un osservatorio specifico a livello regionale in cui ci siano anche la capacità da parte di noi, con le nostre capacità, delle nostre donne in campo, di CIA Agricoltori Italiani, ma anche delle donne che oggi svolgono un ruolo importante in agricoltura, dare anche le proprie valutazioni e le proprie criticità per dare la possibilità a loro di rimanere anche loro nel nostro territorio. C'è un messaggio, caro Antonini, è sempre molto deciso nei suoi discorsi, ma ci aiuti con le risorse perché se ci vengono tagliate sarà un guaio serio per molti. Grazie. Sì, ovviamente il nostro telespettatore voleva dire che noi dobbiamo essere in campo e noi siamo in campo. Noi CIA Agricoltori Italiani abbiamo messo in campo la nostra capacità, abbiamo fatto un nostro progetto, l'agricoltura al centro, che dà questa forza alle aziende agricole, dà questa forza alla politica per mantenere posizionamento dei nostri agricoltori. È una battaglia difficile da fare assolutamente, ma su questo abbiamo diversi alleati e guardi, noi stiamo parlando con tantissimi candidati del mondo politico trasversale e le assicuro che tutti hanno un valore particolare per quanto riguarda l'agricoltura e quindi ringrazio fin d'ora tutti i candidati per ci stanno ascoltando, insomma, le nostre criticità ma anche le nostre volontà, insomma, in cui chiediamo che la politica sia una politica con le P maiuscole e quindi con interventi specifici e oggi abbiamo anche delle soluzioni importanti su tutto questo. C'è un altro aspetto, un'altra nota dolente riguarda un po' tutti gli ambiti produttivi del nostro paese, della regione, che è quello della eccessiva burocratizzazione. Che cosa dovrebbe fare, come dovrebbe intervenire la regione? Guardi, sulla questione della burocratizzazione non è un problema dell'agricoltura. No? Infatti riguarda è un problema, la seguo per le altre trasmissioni, dottoressa, ma vedo che è un problema trasversale su tutti. Però oggi non è possibile che i nostri agricoltori mantengono quasi 100 giorni all'anno per attività burocratiche. Non è possibile questo. La burocrazia oggi ci sta soffocando e quindi noi abbiamo necessità oggi di intervenire su questo. In che maniera possiamo intervenire? Perché guardi, quando si parla con i nostri politici a livello nazionale ma anche a livello europeo, abbiamo sburocratizzato, abbiamo cercato, sì, ma sburocratizzano sempre in livelli alti. In quelli più bassi in cui
lavorano le aziende agricole non viene mai sburocratizzato. Allora su questo, anche in questo caso, noi abbiamo chiesto alla Regione e chiederemo a tutti i candidati un osservatorio specifico per quanto riguarda la sburocratizzazione, perché la sburocratizzazione non deve partire dall'alto ma deve partire dal basso, dalle nostre aziende, con le esigenze delle nostre aziende di diminuire la burocrazia. Siamo in chiusura, chiederete anche un'attenzione alle aree interne. Sì, le aree interne sono un altro aspetto importante del nostro Paese a livello nazionale, ma anche nel Veneto. Le aree interne sono le aree quelle più fragili, quelle di montagna, abbiamo necessità di intervenire su quello. Ma guardi anche sui Colli Euganei, cioè se andiamo sui Colli Euganei con i nostri cellulari, non penso che i nostri cellulari prendano dappertutto e quindi abbiamo necessità che ci siano degli investimenti specifici sulle aree interne per mantenere la possibilità delle nostre aziende di rimanere in quei territori a salvaguardia appunto del territorio e del paesaggio. E quindi anche di digitalizzazione, quello che comporta. Io la ringrazio, direttore, grazie molte. Grazie a lei. E buon lavoro, noi ci aggiorneremo, anzi aggiorneremo i nostri telespettatori e anche molti agricoltori che ci seguono quanto prima con tutte le altre novità, anche gli andamenti dell'agricoltura, là ce n'è da dire. Grazie e a presto.